Siamo in compagnia di Celestino che purtroppo ha la propria abitazione vicino al fiume Bacchiglione e questa appunto, come potete vedere, è una diga con i sacchetti che cerca di arginare l'ingresso delle acque nel proprio cortile. Celestino, come vivi la situazione? Adesso è quasi ferma l'acqua, fino adesso è cresciuta abbastanza, adesso è un po' più tranquilla e speriamo che non cresca più. Celestino, ma questi sacchetti di sabbia, io te lo auguro veramente di cuore, sono veramente un qualcosa di efficace contro l'acqua? Perché mi è stato insegnato che l'acqua purtroppo trova sempre il suo corso. Sì, l'acqua passa dappertutto purtroppo, questo è ferma un po' di più, rallenta un po' l'acqua, non è che ferma del tutto, però rallenta un po'. Ho visto che ci sono le istituzioni, almeno la protezione civile che è qui nella via, vi hanno detto qualcosa, vi hanno dato dei consigli utili? Sì, ne hanno portato i sacchi, ne hanno detto di fare delle dighe così per fermare un po' l'acqua, quello che si può. Celestino, tu di dove sei? Sento un accento non proprio italiano. Sì, sono rumeno. Ti aspettavi un mondo migliore e invece ti ritrovi quei sacchetti per arginare il fiume? No, perché se sapevo che arriva così l'acqua non compravo la casa qua e basta. Nessuno ti ha detto niente? Nessuno non mi ha detto niente e così mi sono trovato con l'acqua, 1,40 m di acqua in casa, in 2010.